Noi non eravamo nel ballottaggio perché siamo rimasti fuori al primo turno, quindi noi siamo già stati, diciamo, penalizzati al primo turno. Ne prendiamo atto e penso che basterebbe fare il conto dei voti per capire che uniti si vince, o come dico io, da soli si fa prima, ma assieme si fa molta più strada. La frattura nel centrodestra ha consegnato il comune di Vittorio Veneto a Mirella Balliana e alla coalizione di centrosinistra, ma su chi siano i colpevoli della scissione all'interno della Lega è una questione di punti di vista, anche se ognuno è convinto di avere in tasca una verità assoluta. Gianluca Posocco, Gian Antonio D'Area e Antonio Miatto da una parte, la sezione dall'altra, la spaccatura, la scelta inevitabile di correre divisi con Giovanni Braido che sintetizza così il grande pasticcio che ne è uscito. Potevamo vincere con me al primo turno, ciò non è avvenuto e quindi il risultato era già scritto praticamente. Dopodiché, giustamente, i cittadini che non sono stupidi, tra 5 anni di mala amministrazione, anche se di centrodestra, e una persona per bene che si proponeva come innovatrice, ha scelto giustamente l'innovazione. Sarebbe lui, il noto, Braido neanche chiama per nome D'Area, il vero responsabile. Ho studiato per fare l'avvocato, non per fare il politico, per cercare di dare un aiuto alla mia città, questo volevo, questo pensavo la città necessitasse. Qualcun altro ha scelto diversamente, strafregandosene della città di Vittorio Veneto, e questi sono i risultati. Lo stesso Braido, d'altro canto, con una dichiarazione shock, aveva fatto irruzione nella campagna elettorale pre-ballottaggio invitando a votare Balliana, con una Lega cittadina disintegrata in cui sono volati gli stracci. Io sono un piccolo cittadino e non voglio entrare in queste cose che sinceramente mi portano alla nausea. Braido entra in consiglio, l'unico eletto riferibile al Carroccio è lui, sebbene non sia militante e la tessera di sostenitore neanche sia stata registrata. Inutile dire che direttive dal partito non ne prenderà, voterò da uomo libero quale sono, fa sapere. Ai leghisti vittoriesi è arrivata in queste ore formale comunicazione del commissariamento della sezione sull'operato del segretario regionale Alberto Stefani e di quello provinciale Dimitri Coin. Braido è netto. Secondo me doveva essere imposta l'alleanza di centrodestra Vittorio Veneto, senza se, senza ma. Quello doveva essere il punto fisso e tutto il resto, come diceva il buon Califano, noia, e dovevano essere così epurati, nel senso chi non era d'accordo con questo accordo di principio, insomma.